Vincoli di bilancio, patti di stabilità e quadratura dei conti. Voi credete veramente che candidare un sindaco a un altro ci sia differenza? Beh sì, potrebbero cambiare delle scelte sociali, delle politiche urbanistiche, ma nella sostanza ben poco cambierebbe. Ma un sindaco di sinistra, uno di centrosinistra, uno di destra, di centrodestra o anche un 5 Stelle. Ma voi veramente credete che qualcosa possa cambiare? In Italia ci sono tasse, vincoli, gabelle, burocrazia ormai insostenibile, lo sapete perfettamente. Abbiamo la tassazione in Italia più alta del mondo. Il contraltare abbiamo i servizi tra i più bassi d'Europa. È questo che vogliamo? Il Veneto e la Lombardia hanno un residuo fiscale altissimo, un surplus di bilancio di circa 20 miliardi. Questi 20 miliardi che sono tasse nostre che non vengono utilizzate in Veneto, ma vengono date ad altre regioni che le scialacquano e mortificano anche coloro i quali vogliono cercare di imprendere. Se il Veneto fosse autonomo o addirittura indipendente, importantissime società finanziarie hanno detto che la nostra zona geografica potrebbe essere tra le più floride al mondo. Questo grazie a cultura del lavoro, cultura in generale e bellezza del territorio. Però c'entra tutto questo con la candidatura a sindaco di un esponente di indipendenza nei Veneto. Noi sappiamo perfettamente che la nostra candidatura non è una candidatura vincente, così come sappiamo che la maggioranza dei cittadini oggi crede ancora nella destra e nella sinistra, anche se in realtà il partito che vince tutte quante le volte è il partito del non voto, che è sicuramente la maggioranza. Come dicevo, noi non siamo né di centro, né di destra né di sinistra, abbiamo un obiettivo chiaro, ben identificato, che purtroppo molto spesso è martoriato e vessato dai media. Ora, è cercare di far capire e conoscere e comprendere la storia, la cultura, l'identità del Veneto ai Veneti. Il nostro messaggio è molto chiaro: diamo ai Veneti ciò che è Veneto, ovvero riappropriamoci di noi stessi. Per raggiungere questo obiettivo dobbiamo partire per forza dalla cultura. È quella cosa, la cultura, che di solito viene lasciata in un angolo perché dicono che con la cultura non si mangia. Allora, perché noi vi chiediamo il voto per le prossime amministrative? La cosa è molto semplice. Pur sapendo di non vincere, vi chiediamo maggior forza possibile per portare avanti, con qualunque sia l'amministrazione che andrà a governare questo paese, la possibilità di portare avanti, come dicevo, tutti quegli aspetti legati alla cultura e all'identità del popolo veneto. Quindi maggiore sarà la forza che ci darete, maggiore sarà l'opportunità che noi avremo di poter spingere questa cosa nell'ambito amministrativo. Se non vi riconoscete nei partiti, ma vi sentite veneti, dateci un aiuto a dar voce ai veneti. La nostra non è politica, è passione veneta.